Cari amici, ben trovati. Oggi terza puntata di storie e tratteremo il secondo dopoguerra e la banda Giuliano. In quegli anni erano circa 40 le bande di malavitosi presenti nel territorio siciliano, ma la più chiassosa in fatti di cronaca fu senza alcun dubbio la banda Giuliano, che mise a dura prova polizia, carabinieri e successivamente anche l'esercito. Ai tempi di Giuliano io ero ragazzino e quindi ho sentivo questa storia del Toribio Giuliano. Ci fu un episodio che mio padre è andato a San Vito con mia sorella che vedeva poco e allora c'era San Vito che faceva i miracoli e quindi hanno passato la montagna dello Zingaro, Luzzo e sono affacciati poi verso la Magani per andare a San Vito, ma mentre che camminavano dice che c'era la banda Giuliana che frequentava in quelle poste e quindi mio padre era venuto poi preoccupato per questo, ma non è successo niente, ma quello che passava poi era la preoccupazione per la banda che si poteva avvicinare a mia sorella che era una ragazza. Sullo sfondo Montelebre, un paesino a pochi chilometri da Palermo che all'epoca contava circa 5.000 abitanti. Monteleprino fu l'ispiratore della banda, Salvatore Giuliano. Classe 1922, Giuliano, detto Turiddu, era l'ultimo di 5 figli. Intraprendente, ambizioso, si diede al contrabbando, attratto probabilmente, così come raccontano in tanti, da facili guadagni. Fu proprio dal contrabbando che inizia la sua epopea di bandito. Il 3 settembre del 1943 venne fermato da alcuni carabinieri in un posto di blocco. Gli sequestrarono il frumento proveniente dal mercato nero. Approfittando di un momento di distrazione dei militari, Giuliano tenta la fuga, ma fu raggiunto da un colpo d'arma da fuoco esploso da uno dei carabinieri. Ferito, tirò fuori la sua pistola e sparò al carabiniere che lo stava rincorrendo, uccidendolo. Fu un dopoguerra difficile per il popolo siciliano, provato dal conflitto mondiale, sembrò abbandonato a se stesso. Mancavano beni di prima necessità come prodotti alimentari, le più essenziali medicine, indumenti e proprio in questi bisogni la mafia, che nel frattempo si era introdotta nelle pubbliche istituzioni, si diede al contrabbando. In quegli anni si era costituito il più grande mercato nero d'Europa nel segmento Palermo-Napoli. La parola inciallazzo si diffuse a macchia d'olio, come si diffusero le gesta criminali di Giuliano, insieme alle tante ribellioni dei contadini che rivendicavano l'atroce sfruttamento dei proprietari terrieri. I contadini non chiedevano altro che un misero pezzo di terra. In quel periodo anche a livello politico regnava il caos e in questo disordine si svilupparono altre realtà ideologiche. Da un lato i comunisti affiancati e sostenuti dai contadini, dai zolfatai, dall'altro lato il MIS, Movimento per l'indipendenza siciliana, sostenuto invece dai proprietari terrieri, dai ricchi in genere, dai mafiosi e da Giuliano. Il re di Montelebre, Turiddu Giuliano, fu un fervido separatista e lo capirono non solo i mafiosi ma anche i vertici del MIS, del Movimento per l'indipendenza siciliana, che videro nel bandito di Montelebre un eccellente strumento per scatenare una guerra contro lo Stato che dall'Unità d'Italia in poi non riuscì mai a stilare politiche concrete per rilanciare la Sicilia. Per il MIS, quindi, la mafia e Giuliano furono, almeno in principio, dispositivi per contrastare i comunisti e per procacciare voti intimidendo l'elettorato. Il clima di guerriglia in quegli anni portò il 15 maggio del 1946 alla promulgazione dello Statuto per l'autonomia regionale e il più autorevole partito italiano, la Democrazia Cristiana,
prese in mano la causa separatista e accolse nel suo ventre agrari e mafiosi. Questo fu un duro colpo per il MIS e per lo stesso Giuliano, che comunque continuò la sua battaglia contro lo Stato e contro i comunisti. Ma il declino del bandito più famoso al mondo si ebbe con la strage di Portella della Ginestra, 1 maggio 1947. Quel giorno vennero trucidati 11 persone, tra cui donne e bambini, e un numero consistente di feriti. Quel giorno qualcosa andò storto, qualcuno fece ciò che non gli era stato ordinato di fare, e quella che doveva essere una intimidazione risultò una strage. La mattanza di vite umane del 1 maggio 1947 inferocì l'opinione pubblica, che additò Turiddu Giuliano come unico responsabile. Pesò molto questa etichetta sulle spalle del bandito Giuliano, lasciato sempre più solo dai politici, gli stessi che prima lo riempirono di attenzione e di promesse. Anche la mafia, dall'altro versante, prima lo protesse e poi l'abbandonò e, in collaborazione con i carabinieri, corruppe il braccio destro di Salvatore Giuliano, Gaspare Pisciotta, promettendogli un salvacondotto, quindi l'espatrio e la libertà. Pisciotta lo uccise a tradimento a Castelvetrano, dove nel frattempo Giuliano si era trasferito in segreto. Poi una messa in scena nel cortile di quella casa, dove il corpo di Giuliano, già morto, fu raggiunto da alcuni colpi di mitra sparati dai carabinieri, che così facendo acquisirono la paternità della cattura dopo 7 anni di guerriglia, di conflitti a fuoco con il Sire di Montelepre. Si chiuse così, con tanti misteri, l'epopea del bandito Giuliano, dove la mafia, anche in questo caso, ne determinò il destino. Cari amici, termina qui questa puntata. Ringrazio quanti seguono le mie trasmissioni attraverso la pagina Facebook TVBN e attraverso il mio canale YouTube TVBN Nino Barone. Ci rivedremo giovedì prossimo con un'altra puntata di Storie.